Sardegna, un'isola da vivere, da raccontare, ma soprattutto da amare. È la nostra terra, una delle parti del pianeta dove batte più a lungo il cuore del mondo. E questa puntata è dedicata a loro, ai nostri centenari. Sono 5 piante, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Mi chiamo Giulietta, sono grassa e brunetta, ho gli occhi nerissimi, denti bianchissimi. Salute! La probabilità di un neonato della nostra isola di diventare centenario è di 10 volte superiore a un neonato di qualsiasi altra parte del mondo. Per essere ancora più chiari, in Ogliastra, su una popolazione di circa 12.000 abitanti, il numero dei centenari è di circa 50, ovvero un centenario ogni 250 abitanti, numeri nettamente superiori rispetto a quelli che per esempio si registrano negli Stati Uniti, dove si conta un centenario ogni 10.000 abitanti. I centenari respirano dentro i ricordi di un'esistenza che ha spento tante candeline e ha acceso i bagliori delle storie nelle piccole comunità della Sardegna. La geografia della longevità nella nostra isola sta cambiando, l'intera Sardegna diventa una blue zone. Mentre 20 anni fa i comuni longevi erano soprattutto quelli dell'Alto Ogliastra, Urzulei, Talana, Baunei, Villa Grande Strisaili, Arzane e anche un comune della Barbagia, quale Seulo, attualmente ci stiamo rendendo conto che forse la geografia della longevità si sta modificando. Stanno infatti emergendo nuovi comuni longevi, tra cui per esempio Ierzu con 6 centenari, Tiulada che si trova proprio nell'estremo sud dell'isola con 10 centenari, Mores qualche anno fa aveva 8 centenari e anche comuni dell'oceano come Nule, Bortigali eccetera. Samassi tradizionalmente è sempre stata terra di centenari. Sino a pochi anni fa contavamo ben 6 centenari nel nostro paese. Attualmente sono ancora con noi le 2 centenarie forse più famose, zia Ines e zia Adelina. Entrambe hanno 106 anni, amiche d'infanzia, condividono la stessa strada in cui vivono e in cui tradizionalmente si incontrano d'estate per prendere il fresco. Until my days, they were done. Mi conosci, zia Adelina? Chi è? Non dubito. Chi sei, Odeo? No. Chi sono? Il sindaco? Adesso sicuro. Adesso sicuro, sei o suo sindaco? Non è sicuro, sei Odeo. Non mi era condotto. Chi è? È tedennata. Enrico. Sì, Pugetto di cognome. Enrichicetto, sì, sei Odeo. Ricordi quando sei nata? 5 giugno 1914. Dove? A Samassi? A Samassi. Nata a Samassi. 5 giugno 1914. Cosa facevi da giovane? Facevamo il pane, il dolce, i carnevali, facevamo zepole, E poi? e pane fritto, Bello. abbiamo di tutto. Da Samassi voliamo leggeri sulle ali di una Sardegna che ci porta in una delle perle dell'Ogliastra, Villa Grande Strisaili. Nel paese ogliastrino sono ben 46 centenari identificati dal secondo dopoguerra ad oggi. Un dato particolarmente importante che non si registra in nessun'altra parte del mondo se rapportato al numero della popolazione di circa 3.500 abitanti. È infatti Villa Grande Strisaili che detiene il primato mondiale della longevità maschile.
personalmente sono particolarmente orgoglioso di rappresentare in questo momento la comunità di Villagrande Strisaili, che detiene il record mondiale della longevità maschile. È un risultato straordinario, tutti quanti dovremmo concorrere, fare ogni sforzo possibile per stimolare la comunità scientifica affinché si arrivi a comprenderne le ragioni più vere. Lei come si chiama? Io Mario Filino, E quanti anni ha? e sono del 20 io, il 4 marzo 1920. E come si sente? Come sta? Stiamo avanti. Io ero con l'elettrica salda e io facevo le ispezioni da qua fino a Bacconiero si chiama. Io sono di Busacchi. Nato a Busacchi? Sì. E perché vive qua a Villagrande? Il lavoro non lo so tutto come. E che hai incontrato? Non mi ricordo. Tua moglie, dove l'hai incontrata? No. Tua moglie, zia Zelinda, dove l'hai incontrata? La memoria. Si sbaglia. La fragilità con cui si sorreggono i centenari è sostenuta da una forza d'animo che resiste, fermento di una volontà che non si arrende al destino che non piega. Cosa hai bevuto? Cosa ti piaceva bere a te? E lo dicevi a tutti pure. Il vino Il vino e poi la birra. e la birra. Sì che la birra mi piaceva. E adesso ti piace? E dove c'è la birra? Studiosi, esperti, professori e intere troupe televisive provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento in Sardegna per scoprire il segreto della longevità. Ma l'elisir di lunga vita, esattamente, dov'è da ricercare? Noi crediamo molto al ruolo dello stile di vita, quindi l'alimentazione, e l'alimentazione tradizionale in particolare, e anche l'attività fisica. Molti di questi centenari nella loro giovinezza erano dei pastori e quindi come tali facevano tanti chilometri al giorno al seguito delle greggi. Però è importante secondo noi anche il modo con cui questi centenari sono accolti nel seno della famiglia e della comunità in generale. Infatti il numero di centenari in un paese, più che essere un indice della qualità della vita del centenario, è secondo me un indice del modo in cui i centenari vengono curati, vengono accolti, consentendo loro appunto di arrivare ad una età così avanzata. Tu come ti senti? Giovane o vecchio? Insomma, Insomma. meglio così che le cose vanno piano piano. Chi va piano va lontano. E tu sei andato sempre piano. È nella nostra terra che batte più a lungo il cuore del mondo, ma non solo in termini di longevità, soprattutto per quella qualità della vita che è caratterizzata da una grande umanità. Io vi aspetto sabato prossimo per una nuova puntata di Sardegna da mare. Sardegna, capace di riabbracciare il mondo, ripartiamo dalla nostra terra per raccontare tante storie sempre caratterizzate da una grande emozione. Ovviamente, sempre su Sardegna Live.